Dall'1 al 5 giugno al Rifugio Sapienza ci sarà la Sagra dell'Arancino. L'arancino è una specialità culinaria sacra per tutti i siciliani, quindi mi raccomando, venite. L'arancino sarà oggi il nostro oggetto misterioso da indovinare. Ebbene sì, perché andrò dai catanesi a dare degli indizi per vedere se riusciranno ad indovinare di che cosa stiamo parlando. Venite con me. Scusi, lei signore, le do tre indizi. È di forma allungata, può misurare dai 10 ai 18 cm, poi quello più grande del mondo ne misura addirittura 35-40, e dentro c'ha il sughetto. Che cos'è? Cetriolo. E la banana chiquita. A banana. A zucchina. A papaya. La zucchina! Di mangiare a cucuzza. Cucicciolo. La sua forma ricorda l'Etna. Questa forma ricorda l'Etna. Non lo so. Non ho idea. Non lo so. No, non lo so. Non lo so. C'è spiazzato un pochettino perché dentro c'è il sugo. Il sugo? Non ho capito la domanda. Il cannolo. Il rungo? Che cos'è il rungo? Il rungo è il verme. Le spingere come? Spingere come le... Ucalippo! Ucalippo. Bravo. Esce il sugo? A che colore ne esce il sugo? Che può essere? Ignorantone. Lettena. Ya non mi dice niente. Arancino. Sogno numero 1. Oh, ignorante, io un setta esce munito. Ah, l'arancino è il simbolo della Sicilia, naturalmente. Ora, prima era l'arancino al ragù, ora lo fanno con le seppie, lo fanno al pomodoro, insomma... Con la ricotta lo fanno. Ma io penso che un arancino alla ricotta fa bene, perché potrebbe anche salire quel fatto, non mi fate mollare. Arancino maschio per Bacco. Lasciamo stare le donne, il gentil sesso. Ma arancino, un buon arancino secondo me è doc, perché ti mantiene sano, salubre e vegeto. Di forma allungata a punta, che cos'è? Allora, ti fa ballonare la punta, se sono due sono ballo di conna. Sa mani però può andare anche più lungo. Dipende come lo impasti. Massaggiare, si deve massaggiare. Questi, vediamo? Vedremo Non andavo punta. Fa può non stare questo. Vale. A ceddo. Ya quando hanno zucchina Quello più grande del mondo, sì. Io sarei creduto, prima quando si mangiava una regione, sarei creduto, hai vita quando è lungo. Per sedere, già comincia il risultato ora sopra. È l'uccellino della comare, il cannolo con la ricotta. Appunto, non te lo posso dire. Quindi di che cosa stiamo parlando? Sta gran funzione dell'arancino. Ti piace l'arancino? Quando te ne mangi, Ion? Non me ne mangio. Che gusto ti piace dell'arancino? A ragù? Certo che no. Ragù. Arancino non me ne mangio perché non ne mangio proprio. Però se mi fai un panino con prosciutto e formaggio mo calo. La ragù è buona, la ragù. A burro mi piace. Mi piace il burro? Perché? Perché? Perché aiuto non ne fa. Ecco noi. Lo prendo il ragù è classico. Caro cotto. Ma non... Ragù, classico. Tu lo sai, a Palermo arancino lo chiamano arancina. Arancina, vuol dire che è un arancino con il perizoma. È un arancino con il perizoma, mi comba. Noi abbiamo l'elefante. L'arancino con l'elefante. Abbiamo un altro elefante, che no. Ai mastri che andranno a fare gli arancini alla Sagra dell'Arancino, l'arancino con le cozzole e con le telline. Con le telline, sì, si fanno. Glielo proponga. Fai da arancini. Come la pensano i catanesi sull'arancino l'abbiamo capito. Io vi ricordo e mi raccomando l'appuntamento dall'1 al 5 giugno al Rifugio Sapienza per la Sagra dell'Arancino. Venite, ci saranno tanti spettacoli, ci saranno addirittura i grandissimi soldi spicci. Quindi ci vediamo lì. Ciao!